Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Il cadavere di un migrante è stato avvistato nelle acque antistanti la scogliera di Cala Uccello a Lampedusa in provincia di Agrigento. A chiamare i vigili del fuoco del distaccamento isolano sono stati i carabinieri e per procedere al recupero della salma si sono recati nella zona con un'imbarcazione, i pompieri e una motovedetta della Guardia Costiera. È stato dimesso dall'ospedale Cannizzaro di Catania perché completamente guarito dopo un trapianto di pelle prelevata da un genitore. Il bambino che il 4 novembre del 2022, quando aveva 10 mesi a Catena Nuova, nell'Ennese, riportò ustioni di terzo grado sul 55% del corpo, causate da olio bollente di una friggitrice. Sono già in via di realizzazione i progetti di decementificazione e riqualificazione di Piazza Europa, da un decennio in attesa di radicali interventi migliorativi. Nella Piazza Europa, che con Piazza Sciascia rappresenta uno straordinario affaccio sul mare, sono previsti interventi di verde pubblico e illuminazione intelligente, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e ludiche per bambini e una nuova pavimentazione. Per la giornata di domani, 6 gennaio 2023, splenderà ancora il sole, si accantona almeno per un po' il maltempo e le condizioni di meteo avverse. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania, Siracusa, Palermo e Agrigento, rispettivamente con 18 gradi e 17. Enna ancora una volta si conferma la più fredda con minime di 1 grado. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà sabato alle ore 10. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.